Napier aspetta che esca dal blocco Baron, va lui adesso in 1 contro 1, la finta e il sottomano per il 4-0 di Milano. 3 contro 2 per Milano. Napier dall'altra parte, lo scarico per Voigtmann, la finta, pallone restituito ancora a Napier, quindi per Baron, ancora Baron. Milano sta facendo uno di media stagionale, 20 punti nell'ultima uscita contro Scafati. Magari Milano ha un ritmo partita più alto e può essere entrato in partita più facilmente, perché con le due partite d'Eurolega hai un ritmo agonistico più immediato. Baie si ferma Bowman, il pallone per Harrison, la finta su Tonut, Harrison prova ad andare fino in fondo, resta tiro per D'Angelo Harrison. Questi sono quei canestri che, anche se sei sotto di 14, magari prima di fiducia, no? Un po' di stimolo in più, di autostima, ecco, per poter provare a risalire la china. No, senz'altro, poi è importante trovare questi tipi di canestri da giocatori che possono accendersi, che possono poi... Volta difende bene Alex Reyer su Harrison, che deve prendere il centro del campo, provare poi il tiro in sospensione, ancora 2 punti, per adesso gioca solo Harrison, ne risente, prova Napier adesso a partire, il gioco 2 con Voigtmann, che non so come ma riesce a trovare un reverso incredibile. Si è stata toccata da Baie, credo, per altri 2 punti per Brindisi, prova a spingere in qualche modo Baron, arriva per schiacciare Voigtmann, e finisce qua il quarto con Milano avanti. C'è ancora tutta da giocare. Questo è uno splendido assist di Billy Baron per Johannes. Baron parte in 1 contro 1 nell'angolo opposto per Tonut, di prima intenzione per Napier, esce Baron, parte in 1 contro 1 ma fino in fondo in sottomano. Billy Baron poi va giù e va a quota 21 nel suo match. Ho visto quanto è bravo, ha fintato, no? Perché tutti si aspettavano il suo tiro da 3, poi è andato in 1 contro 1, imprendendo di infilata la difesistica della partita. La difesa di Brindisi presa di infilata, stavolta Napier sbaglia, però dall'altra parte non sbaglia invece Perkins da sotto canestro. Non facile, ma Baron la porta giù, poi gioca con Melli per Napier, spazio per alzarsi da 3, non può sbagliare Shabazz. Napier, Pangos supera la metà campo, 20 punti tra le due formazioni, Pangos va fino in fondo, poi arriva per la schiacciata Brandon Davis, che Milano sta facendo una signora partita, come la sta facendo ormai, sì, infatti questo è quello che dicevamo prima. C'è Panna che si alza da 2 per cercare i primi punti della sua serata, della sua esperienza in maglia Milano, ma la regia ha staccato già sui tecnici che vanno a complimentarsi.